Allora io sono particolarmente contento di essere qua questa sera, anche perché il Presidente Rocco mi ha avvisato ieri sera che dovevo presentare, quindi ero molto... Però lo faccio molto volentieri perché anche io oggi faccio parte della sezione civilare e anche io oggi compio 100 anni, quindi mi sento felice, ma soprattutto perché io ho un piccolo segreto, io da militare ho fatto parte del coro della Brigata Alpina Giulia e quindi mi sento un po' vicino anche a questa realtà, soprattutto per il brano che devono presentare adesso, che è un omaggio alla terra friulana. La terra friulana ospita con molto piacere la Brigata Alpina Giulia e sicuramente il brano che ci faranno ascoltare ora lo conoscete benissimo perché è Steluti Salpinis. Arturo Zardini, il compositore di Pontebba, fu costretto ad andare via dalla sua città perché dopo la disfatta del Caporetto il Friuli venne invaso dalle montagne fino alla pianura. Lui scappò e si rifugiò a Firenze. Era il 1918, lui compose questo brano pensando a casa sua, pensando alle sue montagne. Probabilmente pensando che i ragazzi che su quelle montagne ci perdevano la vita. Forse pensando a quelle portatrici carniche che hanno sacrificato la vita per aiutare quei soldati. Inerosabilmente il loro sangue bagnava quei terreni, ma comunque sempre spuntava qualche stella alpina. Le stelle alpine è un fiore incredibile, vai in montagna e lo trovi lì in mezzo ai sassi e non capisci come fa a nascere. Ecco, allora questa sera questo brano lo accogliamo con piacere e vi chiedo di far crescere una stella alpina dentro di voi, perché è simbolo di pace. Ma soprattutto auguriamoci che chi ha in mano le chiavi del mondo e il destino di tanta gente abbia la fortuna di far crescere una stella alpina nel suo cuore, perché abbiamo veramente molto bisogno di pace. A voi, Steluti Salpinis.
stiamo piano piano volgendo al termine.